Alessio Geremia, eletto segretario mandamentale della Lega Nord del territorio del Veneto orientale, ha visto che a Portogruaro ci sono dei problemi che tengono alto l'indice della politica in queste feste natalizie. Normalmente è un periodo sonnacchioso per la politica, a Portogruaro invece gli indici sono molto alti e la maggioranza è un pochino in difficoltà. Sì, buonasera. Sì, diciamo che a Portogruaro non ci si annoia, soprattutto nell'ambito amministrativo, insomma l'episodio della colla, il sindaco con l'auto contro mano, insomma Rodriguez che ha fatto questo comunicato stampa. Diciamo che giustamente è anche un buon comune, insomma, che è molto vivo, insomma, politicamente, per fortuna, diciamo anche. Per fortuna, anche se comunque non manca qualche contraddizione, le divisioni nel centrodestra, qualche crepa della maggioranza, insomma è un ambiente abbastanza vivace. Quello di Teglio Veneto invece l'avete sterilizzato un po', voi della maggioranza? Ma diciamo che quando siamo andati a fare la lista di maggioranza abbiamo cercato di mettere tutte quante persone che tra di loro avevano, ci fosse della coesione, e andiamo d'accordo sia in maggioranza sia nonostante siamo con più sfaccettature, non siamo tutti quanti la pensiamo in maniera uguale, però diciamo che abbiamo un obiettivo comune che è fare ripartire il paese di Teglio Veneto dopo 35 anni di governo di sinistra, insomma, e questo è l'obiettivo nostro, quello di dare maggiore sviluppo e valore al nostro paese, quindi per quello andiamo d'accordo. Un obiettivo in 30 secondi, anche meno, sul suo mandato di segretario mandamentale. La prima cosa da fare qual è? Ritornare a parlare con i militanti e con i cittadini. Grazie Alessio Geremia, andiamo Grazie avanti col giornale. Firma Day, il 31 dicembre a San Donà di Piave, un'iniziativa creata dal Movimento 5 Stelle che si svolgerà il 31 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 nella zona pedonale di Corso Silvio Trentini. Adesso